Ben ritrovati dalla redazione. Un morto e due feriti, uno dei quali grave. Il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri all'imbocco della strada costiera a Trieste, nel quale sono stati coinvolti uno scooter e due moto. Lo schianto è avvenuto nel tratto in salita tra il bivio di Miramare e l'incrocio con via Beirut. A perdere la vita è stato il 58enne triestino Moreno Privilegi. L'uomo è morto sul colpo. Ammonta a 10.000 euro il valore totale dei beni sottratti da un'abitazione di Codroipo nella giornata del 22 luglio. Il residente che ne ha fatto le spese, un uomo del 1977, ha sporto denuncia presso i carabinieri della stazione locale. A quanto emerge dal documento, i malviventi si sarebbero introdotti in casa forzando la porta d'ingresso. Il bottino è composto da orologi di valore, monili in oro, sui quali l'uomo non aveva stipulato un'assicurazione. Le indagini sono affidate all'Arma. Le criticità causate dal maltempo dei giorni scorsi nella destra a tagliamento sono per lo più conseguenti alla caduta di alberi e hanno visto il rapido dispiegamento delle squadre comunali di protezione civile. I volontari hanno operato principalmente a supporto dei vigili del fuoco, confermando l'importanza della collaborazione tra queste realtà, collaborazione peraltro supportata dalla convenzione appena rinnovata per il triennio 2025-2028, è quanto dichiarato dall'assessore regionale delegato alla protezione civile Riccardo Riccardi al termine dei sopralluoghi effettuati nei comuni di Pasian di Pordenone, Brugnera, Sacile e Porcia, assieme ai rispettivi sindaci. Sold out in soli 34 minuti per il concerto di Lorenzo Giovanotti e lui per il Giova Bike Party al No Borders Music Festival, unico appuntamento live dell'estate. Per l'artista non ha deluso il pubblico, esibendosi in un mix travolgendo di grandi classici e brani del nuovo album Il Corpo Umano Volume 1, compreso il singolo Occhi e Cuore. Gli organizzatori parlano di un evento irripetibile, visionario, nato per celebrare la musica e la libertà. Cambiamo argomento, andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Al mattino rovesci e temporali localmente anche forti, specie su bassa pianura e costa. Nel corso della mattinata temporanea a fase più stabile con cielo variabile o poco nuvoloso. Dal pomeriggio nuovamente probabili rovesci e temporali sparsi che dalla zona montana si estenderanno poi al resto della regione. In serata e nella notte successiva possibili piogge abbondanti. Temperature minime in pianura fra 16 e 18 e sulla costa fra 17 e 20 gradi, le massime ovunque fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.